L'Acragas Calcio prepara la trasferta a Siracusa domenica prossima 13 novembre alle ore 14:30 in occasione della 13ª giornata di campionato di Lega Pro. Ascoltiamo in proposito il capitano dell'Acragas, Daniele Marino, da Osservatorio Acragas di Davide Sardo. Sicuramente stiamo attraversando un periodo non facile, le vittorie non ci stanno arrivando ed è naturale che magari in questi momenti la tensione sia alta, però in settimana lavoreremo duro per affrontare al meglio il derby. Chiedo di starci vicini come stanno facendo, perché nelle ultime domeniche sono stati stupendi perché ci hanno incitato per 90 minuti. Li capisco per i fischi, perché nessuno vuole pareggiare 4-5 partite in casa, e gli posso promettere che daremo qualcosa in più nelle ultime partite. I problemi credo che ce l'abbiano tutte le squadre, adesso non saprei quale. Sicuramente se si vince poi gli altri problemi verranno meno. Niente, adesso bisogna entrare in campo consapevoli della propria forza e vincere. Sicuramente andiamo ad affrontare una partita tosta, perché loro vengono da una vittoria dal derby importante con la Regina e vorranno fare 3 punti come li vogliamo fare pure noi, e sarà una partita dove vincerà chi avrà più rabbia.